Audace e Cornacci. Dopo 5 partite senza vittoria, l'Audace torna a fare 3 punti. La partita è combattuta nella prima frazione, con la Cornacci che si difende bene e impedisce ai biancoazzurri di sviluppare gioco, sfiorando anche il gol con Guadagnini e De Florian. Vecchi invece riesce a sventare una minaccia allo scadere del primo tempo. Nella ripresa Guadagnini sbaglia tu per tu con il portiere, mentre l'Audace invece non si fa pregare. Al 63esimo Memedi serve Battisti che di testa segna il vantaggio. Gozer manda sulla traversa una punizione dissonato, poi Memedi la chiude su punizione al 77esimo. Finisce 2-0. Cauriol Valsugana, vittoria netta per i biancoverdi che conquistano matematicamente il terzo posto ai playoff. Dopo 2 minuti Eric Partel sotto misura firma il vantaggio, poi Del Saso e Lanner provano a pareggiare ma manca la freddezza e l'intesa. Al 27esimo De Tomaso serve Partel che segna il raddoppio, 3 minuti dopo Zini segna su punizione, al 33esimo Partel firma la tripletta. Nella ripresa Del Saso accorcia grazie a una deviazione, poi Zonk coglie una traversa. Poco dopo Della Giacoba firma ancora per la Cauriol. Inutile il rigore di Michele al 58esimo, finisce 5-2. Primiero Ortigara Lefre, vittoria fondamentale per il Primiero per sperare ancora nei playoff. Nel primo tempo il Primiero tenta di fare la partita ma l'unica occasione la manda a lato Brandstetter. I rossoblù invece creano 3 occasioni ma davanti a Zanona peccano di precisione. A inizio ripresa De Bertoli sfirma il vantaggio su punizione permettendo al Primiero di essere sempre pericoloso nella ripresa. L'Ortigara Lefre fatica, al 78esimo è costretto a commettere fallo su Caser in area e dal dischetto Tavernaro raddoppia. Nel finale Caser mette il punto esclamativo sulla partita, termina 3-0. Ronzegno oltre Fersina, pareggio che rallenta la corsa dei perginesi verso i playoff. La partita è piuttosto divertente con un Ronzegno che gioca senza pensieri e va subito in vantaggio con Saidi in contropiede. Al 16esimo Pintarelli pareggia con la complicità di Fedele e 9 minuti dopo Toldo riesce ancora a trovare Fedele impreparato e realizza la rete del vantaggio. Nel secondo tempo si abbassano i toni agonistici, con il Ronzegno che gioca in contropiede. Al 73esimo Mairgu riesce a pareggiare, così il Ronzegno cerca la vittoria ma nel finale Groff fa buona guardia e salva gli ospiti. Finisce 2-2. Tesino-Ischia, sconfitta pesante per l'Ischia a favore del Tesino che si riporta a ridosso della zona playoff. Succede tutto nei primissimi minuti di gara. I gialloneri impostano bene la partita e al terzo trovano il vantaggio con una rete di Laratta, propiziata da un errore decisivo di Muraro. Passano 4 minuti, il Tesino riesce a pareggiare con Moranduzzo. I padroni di casa sfruttano l'entusiasmo del gol e al 12esimo guadagnano un rigore trasformato bene da Minati. Il resto della partita è giocato su ritmi blandi, mentre nella ripresa entrambe le squadre colgono una traversa. Vince il Tesino, termina 2-1.